Una vera bomba ha scosso il dietro le quinte del Napoli questa sera, e i tifosi del Napoli sono già in fermento. Siamo tornati con un aggiornamento caldo sul nostro amato club, portandovi le informazioni più fresche e di grande impatto direttamente dal cuore della notizia. Come sempre, la nostra missione è quella di tenervi ben informati con contenuti di qualità, realizzati con passione da chi vive intensamente il calcio. Ma prima di immergerci in questo colpo di scena che potrebbe cambiare le sorti del Napoli, lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate la campana per non perdere nessuna novità. Oggi l'atmosfera è di tensione e aspettativa, perché ciò che si sta articolando dietro le quinte potrebbe essere semplicemente incredibile. La notizia che ha colto tutti di sorpresa riguarda un nome che era già stato ventilato mesi fa, ma che ora torna con forza: Serhou Guirassy. L'attaccante guineano, attualmente al Borussia Dortmund, è di nuovo nel mirino del Napoli. E la cosa più curiosa è che questo nome era già stato indicato da Antonio Conte la scorsa estate. All'epoca non ci fu il movimento necessario per concretizzare l'ingaggio, ma tutto indica che ora lo scenario è diverso. Con il patto di rinforzo siglato tra Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli sembra determinato a costruire una squadra in grado non solo di competere in Serie A, ma anche di lasciare il segno in Europa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, questo accordo tra allenatore e presidente ha un obiettivo chiaro: portare il Napoli a un nuovo livello. E per farlo, il nome di Guirassy torna sul tavolo come elemento chiave nel piano di rinnovamento dell'attacco. Ma attenzione, il Napoli non è l'unico interessato. Anche il Milan continua a seguire la situazione con attenzione, nonostante l'arrivo di Giménez a gennaio, e continua a vedere Guirassy come un'ottima opzione. Anche la Juventus, che potrebbe perdere Vlahovic e non dovrebbe mantenere Kolo Muani, guarda con interesse all'attaccante. L'unica incognita è chi sarà alla guida del mercato dei bianconeri, dato che l'addio di Giuntoli è praticamente certo. Ora la domanda che non vuole tacere è: questa volta il Napoli agirà rapidamente e chiuderà con Guirassy prima della concorrenza? Conte sembra più determinato che mai e, con il sostegno di De Laurentiis, i tifosi iniziano a sognare in grande. Ma vogliamo sapere la tua opinione, tifoso napoletano. Pensi che Guirassy sia il nome giusto per guidare l'attacco del Napoli? Lascia il tuo commento qui sotto, la tua opinione è molto importante per noi. E, naturalmente, se ti è piaciuta questa notizia, non dimenticare di lasciare un super grazie qui sul canale per continuare a sostenere il nostro lavoro. Alla prossima!